Eder. Mech. Pallister. Tutti gli opinionisti, i tanti consulenti, nonché Claudio e i familiari della vittima, ormai si può dire, si chiedono dove e come sia stato tenuto il povero corpo di Lilly tra il 14 dicembre e il suo ritrovamento. Mai nessuno ha avanzato l'ipotesi più semplice e anche più logica, mettendo insieme più elementi. Se è vero, come si dice tra gli addetti ai lavori, che un cadavere parla, allora quello di Liliana non è mai stato ascoltato da 4 anni. A suggerire, infatti, il luogo in cui è stata tenuta e dove ha potuto così ben conservarsi è la sua posizione fetale. Tale posizione, assieme ai rilievi sul rigor mortis del medico legale effettuati sul luogo del suo ritrovamento, ci indica un solo luogo. Il bagagliaio di un'auto, da cui non è mai stata spostata dal momento in cui vi è stata posta fino a che è stata deposta nel boschetto. L'automobile, ovviamente, è stata tenuta nascosta in un luogo all'aperto, o anche al chiuso in un locale non riscaldato, dove la combinazione tra la temperatura fredda di dicembre-gennaio e la protezione offerta da agenti esterni e dal bagagliaio stesso, col suo rivestimento e la sua tenuta, hanno permesso che il corpo si conservasse in una temperatura oscillante tra pochi gradi e lo zero, senza mai scendere sotto zero al punto da mostrare segni di congelamento in sede autoptica. Ecco perché, solo una volta portato il corpo nel boschetto, ha avuto inizio il rigor mortis, che ha influenzato la determinazione dell'epoca di morte, facendola risalire al massimo alle 72 ore precedenti, poiché il rigor non si era del tutto concluso. Porto un esempio comparabile a livello cellulare, anche se su un altro piano, quello vegetale. Abito in campagna, dove la mia auto sosta notte e giorno all'aperto. Mi è capitato in più occasioni di fare scorta di verdure d'inverno e, una volta a casa, di non poterle scaricare a causa di una nevicata improvvisa o maltempo, e di doverle quindi lasciare nel bagagliaio, dove ero certa che si sarebbero conservate belle fresche. E così le ho trovate il giorno dopo, fresche, ma non ghiacciate o semicongelate, anche quando durante la notte c'era stata una gelata. Allora, e concludo, stante questa mia ipotesi, il cadavere in quella posizione ci rivela un'altra cosa determinante. Ci offre una precisa pista. L'ampiezza del bagagliaio di quell'auto in cui è stata rinchiusa per 22 lunghi giorni misura esattamente quanto il corpo di Lilly dalla testa ai piedi, non di più e non di meno. Perché quella precisa posizione del cadavere ne indica la costrizione in cui è stata deposta da un estremo all'altro in larghezza. Vogliamo ricominciare da qui? Cominciamo allora a cercare quanti bagagliai di vetture hanno questa esatta caratteristica. Non saranno tanti, credo, almeno in un giro indiziario sui possibili autori del reato, così ristretti, data l'altezza corporea di Lilly in vita, intorno al 1,50 m, se non vado errata. Tanto per dire, già si escluderebbero auto di grande carrozzeria. Claudio, come sempre, dimostra il suo acume andando anche oltre. Esatta la sua deduzione. Da qualche parte, chiunque sia stato, ha tenuto ferma e nascosta la macchina al chiuso o all'aperto per 20 giorni. Dopodiché, per liberarsi del cadavere, è bastato avviarsi di notte verso il boschetto e scaricarlo nel punto in cui è stato trovato. Certo che ha corso un rischio nel farlo, ma d'altronde la cronaca ci insegna che un assassino, o chi per lui, fa questo ed altro. Non l'ha fatto, ad esempio, in Pagnatiello, con il corpo di Giulia nel bagagliaio. Tenere la sua auto in garage nel parcheggio vicino casa, prima di gettarlo alle ortiche. Di pure da parte mia Claudio, che mi auguro tanto elabori questa possibilità dell'accaduto e l'avanzi parlandone espressamente in qualche intervista, facendo la sua e come solo lui sa fare nell'esprimersi. Secondo me, a quel punto, qualcuno comincia a tremare seriamente,
E chissà che qualcuno non faccia un qualche passo falso. Come ha fatto con il cordino ritrovato nel cassetto dopo che gli era stato prelevato il DNA. Speriamo solo che la procura di Trieste si svegli finalmente. Un caro saluto e abbraccio al grande Sterpin. PS, digli anche che si può fidare del mio intuito, dato che ben 3 anni fa, 2 o 3 mesi dopo il ritrovamento di Lilly, scrissi un commento nel tuo canale. Tuttora leggibile come testimonianza dalla mia cronologia dei commenti, da te, Edu, e che, se vuole, glielo copio e incollo per leggerlo. Dove descrissi per filo e per segno la dinamica dei fatti in quella mattina del 14 dicembre 2021, così come ora sta scientificamente emergendo. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, ha recentemente rilasciato nuove dichiarazioni riguardo alla tragica morte della moglie. Affrontando gli ultimi sviluppi emersi nel corso delle indagini, la vicenda, che continua a sollevare interrogativi e a generare ipotesi discordanti, si arricchisce di dettagli inquietanti, tra cui la possibilità che il corpo della donna sia stato nascosto per circa 2 settimane in una iazzera, una cavità naturale di ampie dimensioni presente nei dintorni di Trieste. Questo elemento potrebbe aver influito sulla conservazione del cadavere e complicato ulteriormente la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla sua morte. Nel corso dell'intervista, Sebastiano Visintin ha espresso la propria sorpresa nell'apprendere dell'esistenza di queste iazzere, nonostante sia solito frequentare quei luoghi. Ha sottolineato con fermezza la sua volontà di arrivare alla verità sulla tragica fine della moglie, correggendo alcuni dettagli relativi al suo peso corporeo, spesso riportato erroneamente. Liliana pesava esattamente 42 kg, non 50, ha precisato. Visintin ha poi manifestato la sua preoccupazione riguardo alla possibilità di errori giudiziari nell'individuazione del responsabile della morte di Liliana. Ha ammesso di discutere settimanalmente della vicenda con i suoi legali, analizzando ogni aspetto emerso nel tempo, e ha ribadito di essere sereno rispetto all'ipotesi di un suo coinvolgimento nelle indagini. Se finissi indagato, tutto è possibile, ma sono tranquillo, perché so di non avere nulla a che fare con la morte di mia moglie. Un punto su cui l'uomo ha insistito è la necessità di comprendere il movente dietro il tragico evento, domandandosi chi potesse nutrire un rancore così profondo nei confronti di Liliana da arrivare a ucciderla. L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic si sta concentrando su più persone vicine alla donna, tra cui Claudio Sterpin, con il quale si vocifera avesse un rapporto di particolare confidenza. Alcuni dettagli temporali della vicenda alimentano dubbi e perplessità. Sterpin ha contattato Liliana la mattina della sua scomparsa, il 14 dicembre, alle 10:11, e poche ore dopo ha raccontato a un conoscente, Salvo, della loro presunta relazione, senza avere ancora conferma della sua sparizione. Questo comportamento è stato ritenuto da alcuni osservatori sospetto, poiché non era ancora stato lanciato ufficialmente un allarme sulla scomparsa della donna. Dopo la sparizione di Liliana, Claudio si è recato in questura insieme a Salvo e a una donna di nome Gabriella per denunciarne l'assenza. E tra di loro è iniziato uno scambio di messaggi che alcuni hanno interpretato come segnale di un sodalizio ambiguo. Un altro elemento che ha attirato l'attenzione è il fatto che, il 5 gennaio 2022, quando venne confermato il ritrovamento del corpo di Liliana, Sterpin abbia menzionato il dettaglio dei sacchi neri. Sebbene questa informazione non fosse ancora stata divulgata ufficialmente dalle autorità, un ulteriore punto interrogativo riguarda un incontro avvenuto il 3 gennaio nella zona del boschetto tra Claudio, Salvo e Gabriella, seguito, il 5 gennaio, dall'indicazione di Sterpin proprio verso quel luogo, dove effettivamente verrà rinvenuto il corpo. Questo episodio ha sollevato il dubbio che l'uomo avesse delle conoscenze non ancora chiarite riguardo alla posizione del cadavere. Inoltre, è emerso solo 16 mesi dopo la scomparsa di Liliana che lei e Claudio si sarebbero incontrati in una soffitta, dettaglio che fino a quel momento non era stato menzionato, secondo le ultime anticipazioni fornite dagli esperti incaricati dell'analisi del caso.
Il decesso di Liliana potrebbe essere stato il risultato di un'aggressione culminata con un'asfissia provocata da terzi. Si ipotizza che la donna sia stata picchiata, probabilmente all'interno di un'automobile, e successivamente soffocata. Questo quadro rafforza la tesi dell'omicidio, escludendo quindi la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario o di una morte accidentale. Il professor Picozzi, esperto di criminologia, ha espresso il suo parere sul ritrovamento del corpo nei sacchi neri, sottolineando come questo dettaglio suggerisca che chi ha occultato il cadavere volesse prendere le distanze dall'orrore dell'atto commesso. Secondo lui, difficilmente l'assassino potrebbe essere stato qualcuno con un legame affettivo con la vittima, come uno dei due uomini che si contendono il suo ricordo. Piuttosto, ha avanzato l'ipotesi che l'autore del crimine possa essere un individuo estraneo alla sua cerchia più stretta, forse uno stalker o qualcuno mosso da un movente ancora sconosciuto. La tragica vicenda di Liliana Resinovic continua ad essere al centro di un'inchiesta complessa e piena di zone d'ombra. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna e di chiarire il ruolo delle persone a lei vicine, restano molte domande senza risposta. Chi potrebbe aver avuto motivo di fare del male a Liliana? Perché il suo corpo è stato nascosto in un luogo così particolare? E soprattutto, esiste un terzo uomo che finora è rimasto nell'ombra e che potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella vicenda? Le indagini proseguono, e con esse la speranza di dare finalmente giustizia a Liliana Resinovic e di far emergere la verità su quello che, sempre più, appare come un omicidio premeditato e ancora avvolto dal mistero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.